Tanto fatto anche con la precedente programmazione in quello di stabilire i profili dei nostri prodotti. Abbiamo tutta una serie in Sicilia di DOP, di DOC, di IGP, di marchi e di prodotti che sono stati ben profilati e sono ben identificabili. Sono state fatte anche delle azioni di promozione con dei fondi anche comunitari per promuovere e divulgare in manifestazioni di alto spessore sia partecipativo da parte dei consumatori sia con un notevole settore di divulgazione delle proprietà di questi prodotti. Uno sforzo devono fare le aziende, come dicevo durante la manifestazione, che è quello di mettersi insieme e di non avere paura di sottoporsi ai protocolli di certificazione dei loro prodotti, perché facendo squadra e facendo rete anche non solo in senso orizzontale ma in senso verticale, quindi con i vari soggetti interessati alla filiera dei vari prodotti, si potrà arrivare a promuovere e a portare i prodotti dalla campagna alle tavole dei consumatori, riducendo al minimo quelli che sono i costi in tutti questi processi e tutte le fasi di intermediazione. Ma la cosa importante è che vi siano delle reti di produttori, di attori interessati a tutte le fasi della filiera che condividono anche i risultati dei cicli produttivi.